Finalmente siamo riusciti a dirottare delle risorse di fondi strutturali europei al settore cinematografico, quindi oltre che alle imprese tradizionali dell'artigianato, della manifattura, il Veneto investe anche in quella che è l'impresa cinematografica, audiovisiva, ovvero un settore dove investire conviene perché c'è un effetto moltiplicatore molto forte. Un euro investito nei film e nelle fiction porta ad un ritorno a un moltiplicatore di 2-3 volte rispetto a quello che si è investito. E anche in termini di promozione del nostro territorio, della nostra regione, che può diventare un set ideale per la realizzazione di film anche di carattere internazionale. Un incontro per spiegare come funziona il nuovo bando per attirare operatori cinematografici, un comparto che quando passa in un territorio lascia competenze e professionalità. La speranza è che vengano valorizzate le risorse già presenti nella nostra regione. Secondo me è essenziale, ci sono regioni o province come Trento che obbliga l'assunzione del 20% della troupe, bisogna andare in quella direzione perché fare i film è molto formativo, quindi se vogliamo far lavorare da un lato e far crescere le maestranze venete è necessario che ci siano dei tetti minimi. Oggi molte serie, molti film non ammettono lavoratori locali e questi devono essere esclusi a mio avviso. Le domande devono arrivare in regione entro il 18 febbraio e verranno valutate da una commissione tecnica che comprende esperti in materia di produzione cinematografica indicati dalle università di Padova e Venezia e dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Sono fondi POR FESR, quindi fondi strutturali europei finanziati dall'Europa e cofinanziati dalla Regione Veneto. Risorse che sono immensamente superiori rispetto a quelle che avevamo con il bilancio regionale tradizionale, quindi adesso abbiamo 5 milioni di euro per questa programmazione, un primo bando da 1,5 milioni lo abbiamo presentato proprio in questo momento, in questa occasione, e il restante 3,5 milioni saranno impegnati con un ulteriore bando nel corso dell'anno.